L'iniziativa Fuoco dell'Amicizia mi porterà questa volta a fare un giro in auto storica attraversando il territorio austriaco e il territorio tedesco. Attraverserò praticamente le 7 città più turistiche della Germania, le 7 città più turistiche dell'Austria, portando un omaggio a tutte le amministrazioni insieme anche agli Automobile Club tedesco e austriaci. Io sono molto emozionata per questa iniziativa perché in aprile di quest'anno sono stata ambasciatrice per il Comune di Verona per il gemellaggio Monaco-Verona e l'ho fatto a piedi. Ho visto molte similitudini tra i popoli tedeschi, austriaci e il popolo veneto, perciò questa volta è un percorso molto più ampio, la macchina insomma, è storica, molto emozionante, perciò sarà qualcosa di veramente straordinario che spero di raccontarvi anche dopo l'evento. Partirò il 9 gennaio e ritornerò il 13 gennaio, partirò da Venezia, farò questo giro e arriverò sempre a Venezia. È una bellissima iniziativa presa dalla signora Gomez con il sostegno dell'Automobile Club di Venezia innanzitutto, oltre che quello del Consiglio regionale e della Regione Veneto, ma anche da ACI Storico. È bellissimo poter fare questo ride con un'auto storica in un momento così complicato, così difficile, diciamo, rinsaldare i rapporti con la Baviera, diciamo, a cui ci legano tante cose, specie in questo momento noi come Club Italia siamo molto legati ad ADAC, collaboriamo molto anche sul territorio veneto e soprattutto nel mondo dello sport c'è sempre stata una grande sintonia con ADAC Sport e con, diciamo, i suoi rappresentanti. Basti pensare che in Germania, nella grande Germania che produce tanti motori importanti, la Formula 4, che è la formula promozionale, la formula, diciamo, formativa, si usa i motori Abarth. Questo per significare quanto sia stata importante la collaborazione. Anche il telaio Tatus è italiano e il motore Abarth, quindi abbiamo dei legami forti e questa è un'occasione importante per ricordarlo, per insaldarlo, e quindi noi siamo stati molto contenti di poter sostenere questa iniziativa. Il perché del Fuoco dell'Amicizia, l'impegno, la passione e la capacità di realizzare consentono di sconfiggere ogni avversità. Mai come adesso che siamo a metà del guado era importante lanciare un'iniziativa che parlasse di speranza, perché soltanto senza perdere la fiducia si superano gli ostacoli, e questo è il messaggio che volevamo lanciare con il Fuoco dell'Amicizia.